Mentre guardavo il tramonto dalla cima di una montagna sull'isola di Pasqua, non so perché ho iniziato a piangere, però non era un pianto triste, di gioia, e lì sapevo che ok, quando ritornerò mi licenzierò e inizierò la mia nuova vita. Tutti i miei viaggi, ho sempre prediletto le mete più esotiche. Poi alla fine dei conti, da quando avevo 18 anni che non vivevo in Italia, e quindi la passione delle due ruote c'è sempre stata. Deciderò di rinnamorarmi del mio paese guardandoli con gli occhi di un turista sulle due ruote. Il mondo dei travel blogger è saturato, si vedono sempre queste immagini glamour di queste destinazioni fantastiche, tutti che sorridono, non succede mai niente di brutto. Io ho voluto dare la visione quella più reale. Chi rimane con me sa che comunque avrà sempre una visione reale su quello che è il vero viaggio. Ecco, noi Valentina Merico. La trovate in Solo Vale Travel Blog su varie postazioni. Bentornati a voi, benvenuta Valentina. Grazie a voi dell'invito. Bentornati a Campus Cast, un podcast presentato a voi da British School Bassano del Grappa, tappa di Valentina Merico, in arrivo dal Salento. Impareremo a conoscerla meglio. Campus Cast, il vostro podcast con forti accenti veneti da questa parte del tavolo e con grandi propensioni internazionali dall'altra parte del tavolo. E grandi accenti salentini per bilanciare. Serve sempre, ok. Ospita persone, eventi, idee da tutta Italia, da tutto il mondo, per esplorare nuove professioni, nuovi valori, nuove passioni che diventano professioni. Nel caso di Valentina andiamo a esplorare il concetto di digital nomad. Perfetto. Ma occasionalmente travel blogger, occasionalmente food blogger. Food blogger. Food blogger. E nei mesi con la F, lonely rider a cavallo di uno scooter che appunto ti ha portato da che anno? Dal 2022. Dal 2022 a oggi, appunto, in quasi tutta Italia. Sì, Quasi tutta Italia. Partendo da e con la prospettiva di arrivare dove? Partendo da casa mia, quindi nel profondo Salento, con furore, e con il progetto di completare tutta l'Italia. E quando dico tutta intendo tutta l'Italia. Vedrete tra poco in sovraimpressione le tappe che ha fatto fino ad ora, appunto, puntate con dei pin sulla mappa d'Italia. Appunto. Come nasce questa idea? Da dove arriva, nasce, parte Valentina Merico come professionista, come viaggiatrice, come appunto digital nomad? Quante ore abbiamo? No, Da Ciumbignani. cercherò di essere il più breve possibile, partendo diciamo dalla mia carriera in Amazon, che è quella che è durata più tempo, 10 anni nel corporate world, e lì è poi dove ho fatto la mia carriera più classica, per così Ho dire. dimenticato un dettaglio, sei insegnante di lingue. Sì, infatti, poi quando ti ha detto food blogger, no? Ma insegnante di lingue è quello che mi dà da vivere, quindi è una delle cose più importanti. Cosa ti porta a lasciare Amazon dopo 10 anni di carriera e a dedicarti finalmente, mi pare di capire, a te stessa, ai tuoi sogni, alle tue passioni, full time? È quello che mi chiedono tutti, ma non è una risposta così semplice perché non è stata una decisione immediata. Si sente sempre parlare di tutti questi digital nomad che dicono ho lasciato il mio lavoro 9 to 5 per poi diventare un viaggiatore full time, ma in realtà per me è stato un insieme di tante piccole consapevolezze, perché in realtà adoravo la mia carriera in Amazon, sono orgogliosa insomma degli obiettivi raggiunti, però c'era sempre qualcosa, diciamo, c'era questa irrequietezza di base, allora magari inizi a pensare forse se cambio città, e poi diciamo ho avuto la consapevolezza di voler cambiare totalmente vita quando ho preso un sabbatico di 5 mesi e ho iniziato a viaggiare per il Sud America da sola, zaino in spalla. E lì, sai, mi sono spogliata di tutte le mie etichette, quindi Amazon, quindi insomma cosa rimane oltre il lavoro, oltre la carriera, oltre lo studio. E pian pianino è stato un processo molto graduale, mi sono resa conto che niente, quel capitolo della mia vita era finito ed era il momento di iniziarne uno nuovo. E poi anche lì è stato un processo molto graduale. C'è stato un momento
nel quale ti sei trovata appunto in giro per il Sud America, che è stato epifanico, che ti ha detto, ecco, qui questa cosa, questo concetto, questo tramonto, questo alba, questo Machu Picchu, questo lama mi fa capire che devo perseguire altri sogni? Ci sono stati tanti momenti in cui quest'idea, balenava nella testa, però la ricacciavo sempre indietro, dicendo sì, ok, poi ci penso, sì, va bene, poi ne parliamo tra me e me stessa quando ritorniamo, da questa vacanza, da questo viaggio. Però c'è stato un momento molto poetico mentre guardavo il tramonto dalla cima di una montagna sull'isola di Pasqua, che era la mia destinazione dei sogni fino a quando ero piccola. E lì, insomma, in quest'isola in mezzo letteralmente al nulla, guardando l'orizzonte, non so perché ho iniziato a piangere, però non era un pianto triste, di gioia, e lì sapevo che, ok, quando ritornerò mi licenzierò e inizierò la mia nuova vita. Quindi, diciamo, non è stato in quel momento che ho capito che la mia vita sarebbe cambiata, ma è stato in quel momento che ho deciso di affrontare questa idea, questi pensieri che continuavo a ricacciare indietro e dire ok, fai il prossimo step. E questo era in che anno? E questo era nel 2019. Interrompiamo soltanto un attimo per ricordarvi che questo episodio vi è offerto da Americana, l'agenzia che vi aiuterà ad integrare l'intelligenza artificiale con il vostro business in modo facile, efficace e personalizzato. Americana utilizza una combinazione di esperienza imprenditoriale, marketing basato sui dati e tecnologia avanzata per aiutare la tua azienda ad ottimizzare i tempi, migliorare i flussi di lavoro ed ottenere risultati concreti. Per capire meglio come l'intelligenza artificiale può aiutare il tuo business, visita americana.vision. Il link per entrare in contatto con Americana e conoscere meglio i loro servizi lo trovate direttamente nella sinossi di questo video. Nel 2019, quindi nel 2019 fai questo switch e ti fai diventare digital nomad, ok? Definiscilo, perché può essere che qualche centinaio dei nostri listeners, viewers, non sappia effettivamente in cosa consiste, o magari lo sappia in modo molto superficiale, pensando che si tratti di una carriera in viaggio, guadagnando un sacco di soldi, semplicemente postando recensioni di alberghi, ristoranti, destinazioni, e che quindi si tratti di una vita in vacanza, come cantava Irene Grandi, ma invece digital nomad è un po' un termine ombrello che copre, diciamo, tutti quei lavori che possono essere fatti da remoto. Quindi durante il Covid c'è stato un picco, diciamo, in tutti questo tipo di lavori, e quindi tutti possono vendersi come digital nomad. L'importante è riuscire a lavorare online. Poi ci sono tutte le varie categorie, se lavori nel campo del viaggio o software engineer o insomma CEO di un'azienda e continuando. Per me non è stato subito corporate digital nomad, diciamo che quando ho deciso poi di licenziarmi ho investito gran parte dei miei risparmi in un ristorante, quindi completamente l'opposto del digital nomad, un ristorante in Italia, nel mio paese a Lecce, e con l'obiettivo poi di avere un introito passivo che mi permettesse di viaggiare per almeno un anno o due, perché non avevo ancora deciso di diventare digital nomad al 100%, per me era una pausa. E detto questo, una volta che il ristorante insomma era avviato, e ci abbiamo messo quasi un anno io e il mio socio per avviarlo, poi dopo sono partita con un biglietto di sola andata per il sud-est asiatico, e dopo 4 mesi di viaggio, che cosa è successo nel 2019? Kaboom! Kaboom! E quindi? Quella cosa che comincia con la C, che non diremo mai più. Che non è kaboom. E quindi nel giro di pochi mesi il ristorante è fallito, ho perso tutti i miei risparmi, non avevo un lavoro né una casa alla quale fare ritorno, ed ero intrappolata dall'altra parte del mondo durante una pandemia globale. Quindi, auguri! Momenti di panico, veramente attacchi di panico, e quindi lì avevo perso tutto, dovevo reinventarmi da capo, tutti i piani iniziano a cambiare. Cosa posso fare? Deve essere per forza qualcosa che posso fare online, perché in Cambogia, senza parlare la lingua durante una pandemia globale, non
c'era molto che potessi fare, e quindi ho iniziato a chiedere anche un po' ad altre persone che come me erano rimaste all'inizio intrappolate in Cambogia, e appunto la cosa più comune era quello di insegnare delle lingue online, visto che comunque sono sempre stata appassionata di lingue, ho studiato lingue, ho detto ma perché no, proviamoci, non ho molte altre scelte. E quindi è così che è iniziata la mia carriera da digital nomad. Dopo 4 mesi di preparazione ho avuto il mio primo studente e da lì non ho mai smesso, quindi è stata una cosa che è iniziata un po' per necessità, ma che poi è continuato ad essere, cioè si è rivelata poi essere la mia passione più grande, il lavoro più bello forse che abbia mai fatto finora. Ti dà soddisfazione? Sì, tantissimo. E poi mi diverto, che è fondamentale. Spendo il mio assolutamente dedicato a questa puntata, anche perché mi rendo conto quanta soddisfazione può darti vedere studenti crescere da un punto di vista linguistico e crescere anche da un punto di vista umano grazie all'elemento linguistico. Ok. Torni in Italia? No. No, non torni in Italia. Okay. No. Alla fine decido di rimanere in Cambogia e rimango in Cambogia quasi per 2 anni. Ritorno a Lussemburgo perché è lì dove ho lavorato 10 anni per Amazon e dove ancora ho la mia residenza, perché mia mamma vive lì e quindi volevo salutare mia mamma dopo 2 anni. Appena arrivata a Lussemburgo quasi muoio di quella parola con la C, che non vogliamo dire, ho una crisi respiratoria, mi portano in ospedale. Appena mi riprendo scappo via da Lussemburgo, vado a Tenerife. Perché Tenerife? Perché la maggior parte dei miei amici d'infanzia, diciamo, vive lì, ormai da 20 anni a questa parte, e quindi sono andata a visitarli e mi ci sono trovata così bene che ho finito per vivere lì quasi 1 anno, 10 mesi, e lì iniziava a, diciamo, formarsi questa idea del ritornare in Italia, perché ovviamente con l'esperienza del ristorante mi aveva lasciato un po' di amaro in bocca. E tutti i miei viaggi ho sempre prediletto le mete più esotiche, non insomma il mio paese. Poi alla fine dei conti, da quando avevo 18 anni che non vivevo in Italia, e quindi la passione delle 2 ruote c'è sempre stata. Il sud-est asiatico l'ho girato tutto esclusivamente in moto e ho detto, sai che c'è? Lo farò anche in Italia. Decliniamolo in Italia. Lo farò anche in Italia e deciderò di rinnamorarmi del mio paese guardandoli con gli occhi di un turista sulle 2 ruote. E così è stato. Poi ho passato 8 mesi a programmare il mio viaggio, le destinazioni, insomma, pensare se volessi esplorare le sponsorship o meno, e nel 2022 appunto sono partita con uno scooter, non con una moto, per motivi logistici, e non ho mai smesso finora, sono quasi 3 anni. Quante città, paesi hai già toccato? Centinaia. Centinaia, tutte le città che ci sono dal Salento fino a Bologna. E tutto grazie a quel sunset sull'isola di Pasqua. No, anche in quel Quali momento... altre, allora Sì. devi dirmi quali altri elementi ti hanno portata appunto a scegliere magari lo scooter, ok, cioè, l'hai detto da un punto di vista logistico, ma appunto al dire, bene, adesso mi catapulto in Italia, la batto per lungo e per largo, appunto, da nord a sud, da est a ovest, tocchi ogni posto possibile e immaginabile. La Sicilia l'hai esaurita? Sì. Sì? Centro-sud l'hai esaurito? Sì. Tecnicamente dove sei arrivata? Bologna. Bologna, ok. Mi manca tutta da Bologna. E Bassano? Al nord. E con piccola tappa a Bassano e Montebelluna per il Prosecco. E quello appunto da dove nasce? Il desiderio di essere narratrice di un paese nel quale non avevi vissuto per tanto tempo, che però ti ha fatto riscoprire, ti ha fatto rinnamorare. È nato dal desiderio di reinnamorarmi del mio paese, degli italiani, delle persone, diciamo che anche se sembra un'ovvietà è quello che mi fa continuare, perché è la cosa che mi piace di più dell'Italia, a parte la bellezza innegabile di questo paese, però proprio il desiderio di volerlo vivere con gli stessi occhi e il desiderio di scoperta con i quali vivo poi gli altri posti più esotici in cui ho viaggiato finora. La passione delle 2 ruote c'è sempre stata.
E purtroppo, per fortuna, mi piacciono anche le sfide, quindi volevo fare qualcosa che insomma nessuno avesse mai fatto, nel senso ci sono tanti viaggiatori che hanno intrapreso progetti simili, però di solito è sempre con una moto, oppure è più votato al quanto veloce lo faccio, quanti chilometri riesco ad accumulare, per esempio vado da Londra fino a Cape Town. E invece questo tipo di viaggio lento su uno scooter dove veramente ti fermi, parli con le persone, conosci i posti, era qualcosa che, non so, pensavo magari potesse essere di ispirazione per qualcuno, sicuramente per me stessa. Cerchiamo di darla come ispirazione in questo momento, ok? Cercando di capire anche, oltre al fatto che si tratta di una passione, quanto può essere bilanciata ed equilibrata con un momento professionale anche. Adesso, chiariamoci, tu da un punto di vista di viaggiatrice, da un punto di vista di travel blogger, non hai alcun tipo di sponsorizzazione. O c'è qualcosa che ti aiuta appunto a sostenere le spese di trasporto, le spese logistiche, eccetera? Perché tu mi dicevi in precedenza appunto quello che manda avanti la carretta, in questo caso quello che manda avanti lo scooter, è il mio lavoro. È il tuo lavoro di insegnante di italiano per stranieri. Ok, ma... Sì, diciamo che all'inizio di questo viaggio ho scritto un po' di mail a qualche grande azienda, tra la quale Honda, perché il mio scooter appunto è Honda, e loro hanno accettato la mia richiesta di sponsorizzazione. Forse avrei dovuto aspettare un po' prima di comprare il mio scooter, perché la loro offerta era quella appunto di provvedere il mezzo. Mentre io il mio scooter l'avevo già comprato perché è stato amore a prima vista e quindi l'avevo già comprato per conto mio. Loro mi danno un aiuto per quanto riguarda le spese magari di tagliando o se ci sono dei pezzi di ricambio necessari allo scooter, però tutto il resto viene pagato appunto dal mio lavoro di insegnante online, ed è stata una scelta ben precisa la mia, quella di non monetizzare il blog, perché non volevo che diventasse un altro lavoro, volevo che rimanesse come passione. Ma credo che sia assolutamente possibile, se qualcun altro insomma invece vuole percorrere la strada della sponsorizzazione, di trovare degli sponsor, dei brand. C'è tanto. È stato di bello fuori. ieri quando vi siete conosciute, appunto, notare un'affinità di discussione sulle due ruote, in particolare delle Honda, con la nostra collega appunto molto spesso dietro a questo microfono, Alice De Negri. Sì. Vi accomuna non soltanto il colore dei capelli, ma anche a quanto pare la passione per i mezzi a due ruote della Honda. Della Honda, sì, è un grandissimo marchio, non lo dico perché mi sponsorizzano, ma anzi ho chiesto la sponsorizzazione perché specialmente in Asia sono diventata una super fan dei motori Honda, perché anche durante i miei viaggi, durante la stagione delle piogge nel Laos, in cui ero più nel fango che sulla sella, non mi hanno mai abbandonato, quindi grazie ai motori Honda per non avermi fatto morire in mezzo. Amici del podcast, anche i motori Honda. Se potessi comporre un itinerario che raccontasse te stessa, che luoghi includeresti? Che luoghi chiave includeresti? Non te ne chiedo tanti perché magari ne hai decine, se non addirittura centinaia. Arriverei a una top 3, top 5 proprio per estensione. La domanda più difficile del mondo, perché ovviamente, come avrei capito, sono fatta di varie, come tutti poi siamo fatti di tante sfaccettature diverse. Ti posso dare una top 3 in cui posso mettere i borghi italiani che rappresentano, diciamo, casa, tutto ciò che è, insomma, comfort familiare, eccetera, quello, insomma, dal quale vengo. E poi due posti che sono uno il posto del cuore e l'altro il posto dell'anima, come li chiamo io, che sarebbero il Sud America, specialmente la Colombia, che è quello che poi ha cambiato la vita. Il mio viaggio lì mi ha fatto esplorare insomma questi pensieri creativi e sconosciuti che mi facevano tanta paura, ma mi hanno dato la motivazione per intraprendere questo cammino. E poi il Giappone, che è completamente l'opposto, quindi il rituale, la bellezza estetica, le regole, a volte fin troppo, però anche quello fa parte di me. Quindi il mix di tutti questi e tre, dove nessuno dei tre prevale, ma si amalgamano perfettamente. E tu sei una sintesi di questi? Ti senti una sintesi? Credo. Sono tutto e il contrario di tutto, e quindi sì. Sono stati momenti di difficoltà in cui hai detto basta, mollo lo scooter dentro un fosso e faccio l'autostop fino alla prima stazione e la faccio finita, torno a casa, ovunque casa sia. Molto spesso. Il fatto di non avere una casa alla quale fare ritorno mi ha aiutato. No, i momenti di difficoltà ci sono sempre e
Infatti la domanda che molti mi fanno è: non hai paura? La risposta è sì, ho sempre paura, semplicemente le cose le faccio con la paura. Ci sono momenti in cui ho paura a livello fisico, perché magari con lo scooter sono caduta o sono in una strada non asfaltata, non sapendo dove andare di notte, e poi ci sono momenti che sono quelli più spaventosi di paura mentale, in cui magari non stai bene, in cui magari devi far fronte a delle malattie, dei problemi di salute, o semplicemente ti senti da sola e ti chiedi: ok, che cosa sto facendo? Trasmetti queste emozioni, seppur magari negative. Voglio dire, nell'epoca dei social tutto sembra bello, tutto sembra luccicante, tutto sembra appunto che figata, dovete farlo anche voi, che bene che sto, questo è il selfie di me, prima di tutto, e del monumento dietro, o della spiaggia, o del borgo italiano in questo caso. Quanto autentica ti ritieni nei confronti di quello che è il messaggio che trasmetti ai tuoi followers, a chi appunto viaggia assieme a te, seppur dall'altra parte dello schermo? Sì, infatti proprio di questo ne ho voluto fare il mio punto di forza, o il fiore all'occhiello, se così si può dire, perché ormai, parliamoci chiaro, il mondo dei travel blogger è saturato. E si vedono sempre queste immagini glamour di queste destinazioni fantastiche, tutti che sorridono, non succede mai niente di brutto. Io ho voluto dare, diciamo, la visione quella più reale, quindi tu nel mio blog incontrerai anche post in cui parlo di come ho viaggiato tutta la notte in autobus stando male, oppure di come ho passato 2 ore a cercare una connessione internet per riuscire a fare una lezione, e anche problemi di salute, magari anche abbastanza gravi, che ho affrontato per esempio l'anno scorso. E quindi non inseguo l'algoritmo o tutto quello che è scintillante, e questa è anche una scelta, nel senso non critico chi lo fa. Questa è stata la mia scelta, quindi magari non mi darà quel successo, quel numero di followers stratosferico che altri travel blogger hanno, però chi rimane con me sa che comunque avrà sempre una visione reale su quello che è il vero viaggio. E che strumenti tecnici, sia essi digitali che effettivamente analogici, trovi utili per la missione che hai, il viaggio che fai e soprattutto la comunicazione che dai? Allora, di nuovo, la mia è stata una scelta di non monetizzare il blog, quindi non lo tratto come lavoro, ma lo tratto più per cercare di ispirare le altre persone. Quindi è una mission. Se si può chiamare una mission, non lo so, se mi definirei un po' arrogante dire che ho questa missione. Se dici che vuoi ispirare qualcuno... Mi piacerebbe. Lo dici, voglio umilmente ispirare qualcuno. Voglio umilmente ispirare qualcuno, nel senso che il messaggio che cerco di dare è anche una ragazza normale, non troppo giovane, decisamente non ricca come me, che non ha appunto molti strumenti tecnici, cioè le mie foto sono fatte con un iPhone, non ho newsletter, non utilizzo SEO, non inseguo l'algoritmo, eppure riesco, diciamo, a vivere la mia vita, il mio sogno, quello del viaggio, e di renderlo la mia vita. Quindi voglio proprio cercare di comunicare questo messaggio. Si può monetizzare anche come stile di vita, è una scelta, semplicemente non è stata la mia. Ti senti autentica? Credo di sì. Ti descrivono come autentica? Sì, credo o che... trovi delle difficoltà nel pubblico che magari o si imbatte in te o ti segue, quindi hai degli antagonisti in quello che ti ritrovi, e se sì, come li consideri, come li magari non li affronti o come li cerchi di evitare per rendere meno complicata quella che è già un'esperienza, come abbiamo sentito, sufficientemente ardua. Antagonisti non direi, perché comunque ho scelto il mio cammino e lo seguo sapendo, con la consapevolezza che non fa per tutti, cioè alcune persone pensano che sono una pazza, altre persone insomma vorrebbero fare la stessa cosa, semplicemente fa parte del percorso. Diciamo che magari tra altre travel blogger ricevo spesso dei feedback su come... Infatti era una delle domande. C'è una community di travel blogger che si dà forza
riesce comunque a sostenersi, ispirarsi anche a vicenda o magari dare quel tipo di dritte che servono per riuscire a sentirsi magari un po' più sicure nel momento in cui si viaggia, soprattutto nel momento in cui si viaggia da sole. E lo dico declinandolo al femminile perché appunto ne trovi di travel blogger grandi e grossi e muscolosi, ne trovi molte meno di donne sole che in maniera totalmente autonoma, in maniera totalmente indipendente decidono di fare imprese simili alla tua. Ci sono tantissime community per fortuna, ci sono sia online come su Facebook per solo female traveler, per women around the world, per chi viaggia in camper, per chi viaggia in moto, per chi decide di fare campeggio, ci sono queste community. Dal vivo magari è un po' più facile in posti come il Sud America o il Sud-Est asiatico, per esempio in Italia io non ho trovato un grande network di travel blogger se non quelli appunto di passaggio. Ma ci sono assolutamente, secondo me il network più bello che ti dà il supporto maggiore è quello dei locals, quando vai in un posto di iniziare a parlare con magari la persona al bar, con la signora che magari ti offre un pranzo a casa sua, con altre persone che ti danno dei consigli su cosa visitare. E quello specialmente in Italia a me ha supportato tanto ed è stata una piacevole scoperta. Per quanto riguarda invece altri travel blogger, la domanda che mi hai fatto prima, se ci sono degli antagonismi, no, ci sono dei consigli, poi però devi decidere quello che funziona per te e quello che non funziona per te. Io preferisco essere più autentica per utilizzare le tue parole, magari avere meno followers, magari monetizzare meno, però almeno chi decide di restare sulla mia pagina sa che avrà sempre dei contenuti onesti. E qui fin qui abbiamo parlato appunto di chi già lo fa. Se qualcuno volesse essere ispirato a fare qualcosa di simile, a organizzarsi, a prepararsi, quali sono i 3 consigli che daresti per riuscire a dire bene, sei pronto per partire o sei pronta per partire? Allora, secondo me non si è mai al 100% pronti, quindi io direi di non aspettare di essere al 100% pronti. Però se già c'è questa spinta che si sente molto forte, direi di iniziare a, prima di tutto, passare tanto tempo da soli con i propri pensieri, per cercare di capire se è più uno specchietto per le allodole o ci piace più l'idea di fare qualcosa piuttosto che la realtà. E poi una volta che si ha questa consapevolezza di fare tanta ricerca, ci sono talmente tante opportunità lì fuori che è impossibile prenderle tutte, quindi cercare di capire cosa funziona per qualcuno, cosa non funziona, provare, sperimentare e poi all'ultimo bisogna lanciarsi. E questo non è solo per il viaggio, cioè io lo applico anche nel mio lavoro come insegnante, non avevo mai fatto l'insegnante prima, quindi prima di tutto ho iniziato a ricercare quello che facevano gli altri insegnanti, a vedere tutto il materiale che c'è online ed è una cosa che a volte ti può far sentire davvero sopraffatta perché c'è fin troppo nell'epoca di internet, di AI, social media, eccetera, eccetera, e poi iniziare a selezionare e di trovare la tua voce. Cos'è che porti di diverso rispetto agli altri, che può essere nel tuo lavoro, Discernimento e quindi che porta all'innovazione. In questo caso mi piace che tu prenda in considerazione anche non soltanto l'elemento di esplorazione di viaggio, ma quello anche di insegnamento, che altro non è che la costruzione di un'esperienza, di un viaggio linguistico di nuove persone che si avvicinano a una lingua per loro appunto completamente sconosciuta o perlomeno in parte sconosciuta. Questo è un approccio appunto estremamente rivolto all'educativo e mi piace perché condivido questo genere di preparazione e creazione all'esplorare una conoscenza linguistica. Tu lo fai come metodo sia nel viaggio che nell'insegnamento e questo penso sia una delle migliori sintesi che questo podcast possa proporre a chi è ispirato sia al viaggio che alla linguistica. Parlavi di discernimento e quindi ti chiedo di scegliere tra i posti in cui ancora non sei stata, quello in cui dovrai per forza andare. Tutto il mondo. Appunto, No. Torniamo indietro. Intendo quel posto. Quel posto per me è la Mongolia, da fare alla fine di tutta la strada della seta. È un progetto che ho in mente da tanti anni, che volevo fare dopo il sud-est asiatico e poi purtroppo a causa del Covid hanno chiuso le frontiere e non ho potuto farlo.
È ancora un qualcosa che sto pensando di fare adesso alla fine del mio viaggio in Italia, quindi scambiare lo scooter per una moto un po' più grossa e partire, diciamo, attraversando i Balcani, fare tutta la strada della seta e andare in Mongolia. Ci vuole tanto coraggio e ho tanta paura solo a pensarci, quindi vedremo. Fun fact, un nostro precedente ospite lo ha fatto. Mettetemi in contatto. Salutiamo Dimitri Feltrin perché ovviamente ci sta ancora seguendo. Per magari il secondo episodio della Via della Seta sai che potresti avere un'ottima compagna di viaggio. È arrivato il momento question time, pass it forward in questo caso. Cosa succede? Succede che qualcuno prima di te è stato qui da noi e ci ha lasciato una domanda. Ok. Lo stesso farei tu. Ti consegno un cartoncino ed una penna nella quale dovrai scrivere una domanda per uno dei nostri prossimi ospiti. Ma adesso tocca a te rispondere. Può essere tanto complicata quanto semplice, bisogna vedere quanto tempo abbiamo ancora. Cara Valentina, dove ti vedi tra 20 anni e cosa starai facendo? Probabilmente ancora cercando di finire il viaggio d'Italia sul mio scooter. Sei arrivato a un buon punto, non penso che ci metterai altri 20 anni, ecco. Io non ho idea di dove sarò tra 20 anni perché non ho idea di dove sarò tra 20 giorni, ma quello che spero e che auguro alla Valentina del futuro è di non perdere mai questa curiosità di esplorare, imparare, conoscere e quindi non importa poi il posto, quello che si fa, l'importante è mantenere questa scintilla viva per non smettere mai di crescere e meravigliarsi del mondo. È un ottimo consiglio da dare anche sia alla tua Valentina del futuro che a chi ci ascolta, chi è giovane, non giovane, ha voglia di esplorare, conoscere, non semplicemente viaggi, luoghi del mondo, ma anche professioni. E questo è una delle nostre mission. Okay? Ci arroghiamo umilmente questa come idea di Campus Cast. Ringraziamo chi ci ha seguiti. Scrivi. Adesso? Sì. Torniamo qua. Lascio che Valentina compili la domanda che verrà posta ad uno dei nostri prossimi ospiti. Nel frattempo ringrazio anche chi ci ha supportato da un punto di vista tecnico nella produzione di questo episodio, Alchimie Venete con Riccardo, Luca, Paola, Frank, nello sviluppo appunto di questa e di tutte quante le nostre puntate. Ricordiamo che anche voi potrete essere, come Valentina oggi, nostri ospiti, presentando quelle che sono le vostre esperienze, i vostri sogni, le vostre professioni, le vostre passioni che sono diventate professioni. Auguro a tutti di continuare a seguirci, soprattutto cliccando sui tasti follow e sulle campanelle che vedete appunto in sovrimpressione, come si diceva una volta. Anche oggi vi auguriamo una buona continuazione e un buon viaggio. Da Leo e Valentina, Campus Cast, British col Bassano. Ciao! Ciao. Ottimo direi. Puoi imbucare se vuoi.